La seconda corsa è una prova sul miglio per cavalli di 3 anni, sono in 12 dietro lei dell'autostart. Questo lo schieramento: 1 Dimitri ZS, 2 Desio, 3 Devi la Lady, 4 Dandy Clemar, 5 Diogene, 6 Dea Lights, seconda linea 7 Ducan, 8 Daisy, 9 Diana Trio, 10 Desiderio Ral, 11 De Niro Bez, 12 Dram. Allineamento bello compatto sul finire della piegata e macchina che accelera. Partenza, l'errore di Desio, l'errore anche del numero 5 2 Desio Diogene, squalificato. altre rotture nelle prime numero 4 Dandy Clemar Dandy Clemar squalificato. finisce a tabellone, numero così 3 Dimitri Lady ZS veloce a prendere il squalificato. comando, mentre in seconda posizione dovrebbe essere Desiderio Ral. No, scusate, il numero 7 di Ducan, che ha seguito direttamente le mosse di Dimitri ZS. Quindi Dimitri in vantaggio, Ducan in seconda posizione. Poi gli altri ad inseguire piuttosto sgranati lungo il percorso, perché sta facendo andatura comunque Dimitri e completa i 600 metri iniziali in 45,2 sul piede dell'1,15 appena abbondante. Davanti alle tribune cercano di recuperare i cavalli che avevano avuto problemi in partenza o che si erano avviati comunque male. In terza posizione c'è Diana Trio che precede il numero 12 Daisy Dram, squalificato. poi ancora De Niro Bez. Praticamente sono questi superstiti, con il leader Dimitri ZS che continua a guidare tranquillamente all'altezza del chilometro, percorso in 1,15 netto. Seconda posizione per Ducan, poi Diana Trio che accenna per un attimo a spostare, poi torna sotto perché allunga ancora il leader. Dimitri ZS si mantiene in vantaggio su Ducan, che lo avvicina comunque a 400 dal palo, con in schiena sempre Diana Trio. Cerca di venire via anche Dram. Intanto Dimitri ZS si mantiene un paio di lunghezze avanti agli avversari, sposta Diana Trio in anticipo su De Niro Bez, completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo. Dimitri ZS in vantaggio, ma forse un po' provato, e allora a centropista c'è lo scatto di De Niro Bez e De Niro Bez nel finale passa per vincere nei confronti probabilmente di Desiderio Ral e poi Diana Trio. Questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo. La vittoria quindi a sorpresa per un altro outsider, De Niro Bez, Manuel Pistone, numero 11 dello schieramento. Cede completamente nel finale Dimitri ZS e rivediamo le belle battute finali di De Niro Bez e Manuel Pistone, che si affermano bene bene nel finale, mentre all'interno Desiderio Ral ha ragione di Diana, o forse è Drum, scusate, il numero 12 di Drum, che dovrebbe aver colto la seconda moneta davanti al numero 9 Diana Trio. Andiamo a rivedere, ecco, il bel finale comunque di De Niro Bez, che non lascia scampo agli avversari, viene a vincere nettamente. L'allievo di Manuel Pistone, Giuseppe Pistone, i Pistone Brothers, a segno per la scuderia Usche.